Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi facciamo questa udienza in due posti, ma collegati nei massi schermi. Gli ammalati, perché non soffrono tanto il caldo, sono in aula Paolo VI e noi di qui, ma tutti insieme. E ci collega allo Spirito Santo, che è quello che fa sempre l'unità. Salutiamo quelli che sono in aula. Nessuno di noi può vivere senza amore. È una brutta schiavitù in cui possiamo cadere, è quella di ritenere che l'amore vada meritato. Forse buona parte dell'angoscia dell'uomo contemporaneo deriva da questo, credere che se non siamo forti, attraenti e bello, allora nessuno si occuperà di noi. È la strada della meritocrazia questa, no? Tante persone oggi cercano una visibilità solo per colmare un vuoto interiore, come se fossimo persone eternamente bisognose di conferme. Però, ve lo immaginate, un mondo dove tutti mendicano motivi per suscitare l'attenzione altrui e nessuno invece è disposto a voler bene gratuitamente a un'altra persona? Immaginate un mondo così, un mondo senza la gratuità del voler bene. Sembra un mondo umano, ma in realtà è un inferno. Tanti narcisismi dell'uomo nascono da un sentimento di solitudine, ma anche di orfanezza. Dietro tanti comportamenti apparentemente inspiegabili si cela una domanda: possibile che io non meriti di essere chiamato per nome? Cioè di essere amato, no? Perché l'amore sempre chiama per nome. Quando a non essere o non sentirsi amato è un adolescente, allora può nascere la violenza. Dietro tante forme di odio sociale e di teppismo c'è spesso un cuore che non è stato riconosciuto. Non esistono bambini cattivi, come non esistono adolescenti del tutto malvagi, ma esistono persone infelici. E che cosa può rendersi felici se non l'esperienza dell'amore dato e ricevuto? La vita dell'essere umano è uno scambio di sguardi. Qualcuno che guardandoci si strappa il primo sorriso e noi che gratuitamente sorridiamo a chi sta chiuso nella tristezza e così gli apriamo una via di uscita. Scambio di sguardi. Guardare agli occhi e si aprono le porte del cuore. Il primo passo che Dio compie verso di noi è quello di un amore anticipante e incondizionato. Dio ama per primo. Dio non ci ama perché in noi c'è qualche ragione che suscita amore. Dio ci ama perché Egli stesso è amore e l'amore tende per sua natura a diffondersi, a donarsi.
Dio non lega neppure la sua benevolenza alla nostra conversione. Semmai questa è una conseguenza dell'amore di Dio. San Paolo lo dice in maniera perfetta. Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Mentre eravamo ancora peccatori. Un amore incondizionato. Eravamo lontani, come il figlio prodigo della parabola. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione. Per amore nostro, Dio ha compiuto un esodo da se stesso per venirci a trovare in questa landa dove era insensato che Lui transitasse. Dio ci ha voluto bene anche quando eravamo sbagliati. Chi di noi ama in questa maniera se no chi è padre o madre? Una mamma continua a voler bene a suo figlio anche quando questo figlio è in carcere. Ma io ricordo tante mamme facendo la fila per entrare in carcere, la mia diocesi prima, tante mamme, e non si vergognavano. Il figlio era in carcere, ma era il loro figlio. E soffrivano tante umiliazioni nelle perquisioni prima di entrare, ma è il mio figlio. Ma signora, il suo figlio è un delinquente, è il mio figlio. Soltanto questo amore di madre e di padre ci fa capire com'è l'amore di Dio. Una madre non chiede la cancellazione della giustizia umana, perché ogni errore esige una redenzione. Però una madre non smette mai di soffrire per il proprio figlio. Lo ama anche quando è peccatore. E Dio fa la stessa cosa con noi. Siamo i suoi figli amati. Ma può essere che Dio abbia alcuni figli ai quali non ami? No. Tutti siamo figli amati di Dio. Non c'è alcuna maledizione sulla nostra vita, ma solo una benevola parola di Dio che ha tratto la nostra esistenza dal nulla. La verità di tutto è quella relazione di amore che lega il Padre con il Figlio mediante lo Spirito Santo, relazione in cui noi siamo accolti per grazia. In Lui, in Cristo Gesù, noi siamo stati voluti, amati, desiderati. C'è qualcuno che ha impresso in noi una bellezza primordiale che nessun peccato, nessuna scelta sbagliata potrà mai cancellare del tutto. Noi siamo sempre davanti agli occhi di Dio piccole fontane fatte per zampillare acqua buona. Lo disse Gesù alla donna samaritana: l'acqua che io ti darò diventerà in te una sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. Per cambiare il cuore di una persona infelice, qual è la medicina? Qual è la medicina per cambiare il cuore di una persona che non è felice?
Più forte. Bravo. Bravi. Bravi tutti. Bravi. E come si fa sentire alla persona che uno le ama? Bisogna anzitutto abbracciarla, farle sentire che è desiderata, che è importante e smetterà di essere triste. Amore chiama amore in modo più forte di quanto l'odio chiami la morte. Gesù non è morto e risorto per se stesso, ma per noi, perché i nostri peccati siano perdonati. È dunque tempo di resurrezione per tutti, tempo di risollevare i poveri dallo scoraggiamento, soprattutto coloro che giacciono nel sepolcro da un tempo ben più lungo di 3 giorni. Soffia qui sui nostri vizi un ben vento di liberazione, germoglia qui il dono della speranza. E la speranza è quella di Dio Padre che ci ama come noi siamo. Ci ama sempre, a tutti, buoni e cattivi. D'accordo? Grazie.